Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Salvini, ha deciso per l'affidamento della gestione del comune di San Biagio Platani, già sciolto a seguito delle dimissioni rassegnate dalla totalità dei consiglieri comunali e del sindaco, a una commissione straordinaria in seguito all'accertamento di pesanti ingerenze da parte della criminalità organizzata. La decisione, più che scontata dopo il blitz antimafia Montagna che ha portato fra gli altri all'arresto dell'allora sindaco Santino Sabella, è stata presa a Palazzo Chigi durante il Consiglio dei Ministri del 2 agosto scorso, riunione fatta sotto la presidenza di Giuseppe Conte. L'accesso ispettivo al comune di San Biagio Platani era arrivato su sollecitazione della prefettura di una commissione praticamente poco dopo l'operazione antimafia Montagna. La commissione d'accesso ispettivo, composta dal viceprefetto Elisa Vaccaro, dal comandante del reparto operativo dei carabinieri, il colonnello Rodrigo Micuccio, dal capitano Luigi Carluccio, che è il comandante della compagnia della Guardia di Finanza di Sciacca, ha cercato di fare in fretta, e questo perché San Biagio Platani rientrava nell'elenco degli enti per i quali la regione aveva previsto l'indirizzazione dei comizi elettorali. Il municipio era stato infatti originariamente chiamato alle amministrative del 10 giugno, amministrative però saltate anche perché non sono state presentate le liste. La commissione d'accesso ispettivo, al termine del proprio lavoro, ha presentato una relazione al prefetto Dario Caputo, che ha poi naturalmente trasmesso a Roma. San Biagio Platani non potrà che andare a elezioni amministrative per almeno un anno. Intanto, naturalmente, si dovrà aspettare la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale del decreto di scioglimento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con i nominativi dei 3 commissari prefettizi definitivi.